Allora, abbiamo detto che questa attività comincia con l'oggettistica promozionale, ma adesso il prodotto che fate qual è? Adesso dobbiamo tornare indietro nel tempo, parliamo della metà degli anni 90, dove in quel periodo abbiamo avuto richieste, purtroppo e per fortuna diciamo nostra, ci siamo trovati in un'area dove lo sviluppo dell'occhialeria, del settore ottico era molto molto importante. Ricordiamo che qua esistono le più grandi aziende del settore, leader mondiali. Abbiamo avuto richieste di collaborazione e abbiamo cominciato così pian pianino a creare i primi prodotti. E quindi sono astucci quelli che create? Ecco, quindi noi produciamo ormai principalmente astucci per occhiali. Astucci in genere siamo sempre disponibili a realizzarli e li abbiamo realizzati anche di cose molto particolari e molto strane, ma la nostra dedizione è ormai al 100% rivolta all'astuccio per occhiali. Vedo che nella vostra scheda sono segnalati bene 10 brevetti, questo è un settore che sembra tutto sommato semplice, monotematico, ma che invece ha sempre grandi sviluppi, ci vuole grande inventiva. Ecco sì, certo, il nostro prodotto è un prodotto che non nasce mai da prodotti già creati da altri e questo è un pochino il nostro segreto e il mio in particolare. Non abbiamo mai avuto bisogno di copiare cose esistenti, ma il nostro divertimento e il nostro gioco aziendale è proprio quello di creare e per questo chiaramente ne sono derivati dei brevetti sia ornamentali che brevetti di utilità, quindi brevetti estetici e brevetti invece di meccanica, quindi con delle particolarità tecniche specifiche che ci hanno portato nel tempo ad avere un buon successo.